Settima e conclusiva dall'Arcoveggio, una prova per 5-6 anni, non vincitori di 15 in carriera. Sono in 7 dietro le ali della macchina, dopo i forfait di Bandito Ben, Alexandra Mail e Atomo del Vento. Con il numero 1 Brio Gual, Marco Stefani, 2 Borea Gall, Antonio Greppi, 5 Big Simo, Marco Basile, 6 Balsamo Leone, Salvatore Valentino. In seconda fila 8 British Matley, François Conigliaro, 9 Biscuit del Nord, Maurizio Visco, 10 Buffalo Wise AS, Sandro Miraglia. L'allenamento va a comporsi lungo la curva di sinistra, betting molto aperto, Brio Gual, Biscuit del Nord e Big Simo su una linea secondo il gioco. E allo stacco Big Simo cerca di andare davanti a Borea Gall e ci riesce. Big Simo al comando, Borea Gall in seconda posizione, di fuori Balsamo Leone, poi Brio Gual, mentre prova ad avanzare all'esterno Biscuit del Nord che precede British Matley e quindi Buffalo Wise AS. Primo ottavo di miglio in 14,9 con Big Simo che guida, Balsamo Leone che attacca all'esterno, tende a passare, preferisce correre di rimessa Big Simo, lascia così allo scoperto Biscuit del Nord che si porta in scia Brio Gual. 29,6 per i primi 400 metri, è passato con un po' di spesa Balsamo Leone a condurre. Biscuit del Nord avanza all'esterno, coprendo ora Big Simo. 45 per i primi 600 metri di corsa, Balsamo Leone cammina all'avanguardia, Big Simo lo segue, Biscuit del Nord di fuori, Brio Gual in seconda pariglia, terza allo steccato Borea Gall avanti a British Matley e quindi Buffalo Wise AS che va a fare la terza pariglia esterna. 1 minuto per la metà gara di Balsamo Leone che prosegue in vantaggio, viene ora privato dei tappi estraibili, di fuori sempre Biscuit del Nord, Balsamo che è richiesto al chilometro in 1,15,5, Biscuit del Nord che lo copre, tende già a passare a 500 metri dalla fine, si muove Big Simo anticipando le mosse di Brio Gual, quale rimane appeso in mezzo alla pista a 400 dalla conclusione, 1,39 3/4 di miglio. Biscuit del Nord in vantaggio, Brio Gual che torna con decisione ora all'esterno di Biscuit, poi Big Simo, quindi ancora Borea Gall, la piegata conclusiva passata in 15,6 da Brio Gual che sta passando nei confronti di Biscuit del Nord, va di dentro Big Simo, poi Borea Gall, Brio Gual che nel finale si allunga e vince nettissimo, al secondo finisce forte Borea Gall, al terzo posto Biscuit del Nord. 33 la chiusa, 1,15,4 ragguaglio cronometrico, Brio Gual e Marco Stefani per Francesco Alessandrini, la scuderia Trio, figlio di Varenne che torna molto bene alla vittoria in percorso esterno seguendo Biscuit del Nord e nel finale se ne va come vuole. Marco Stefani a segno nella settima corsa dall'Arcoveggio, la scuderia Trio e Francesco Alessandrini al training. Questa è la connection di Brio Gual.